Faccio. Parliamo di questa, come ho definito simpaticamente, strana coppia, Dario Veca e Francesco Billeci, che hanno pensato insieme di scrivere un copione per un'opera teatrale che poi comunque metteranno in scena. Dal copione è nato un libro simpatico, divertente, in lingua siciliana, Ogni gruppo vene o pettene. E questa pubblicazione ha vinto il premio speciale del Convivio 2013, alla quale hanno partecipato scrittori da tutta la nazione e non solo. Questa mattina ci hanno raggiunto, abbiamo realizzato questa simpatica intervista con Dario Veca e Francesco Billeci. Un libro scritto da Billeci ci può stare, insomma, è comprensibile, ma scritto da Dario Veca suona male. Malissimo. Io l'attore faccio, voglio continuare a fare l'attore, anche se non lo faccio bene, ma voglio continuare a fare l'attore. Cioè la colpa è sua, mi ha coinvolto lui, ma la drammaticità di questa notizia che io ho scritto il libro è quella che abbiamo pure vinto, anzi ho vinto, ecco, mi prendo la paternità io di questa vittoria di un concorso internazionale, cioè io scrivo un libro e vinco un concorso internazionale. Ora, le cose sono due: o che la giuria che ha giudicato questo libro non ne capisce niente completamente, o che io sono bravo e nessuno sapeva niente. Allora, però c'è un motivo perché c'è il libro scritto da Veca, perché questo prima di essere libro è stato un copione per un'opera teatrale. Sì, è un copione, noi lo stiamo mettendo in scena al teatro, stiamo facendo le prove con alcuni attori ed è nato tutto così. All'inizio era un semplice copione, poi lo abbiamo spedito ad una casa editrice che leggendolo ha deciso di pubblicarlo e poi abbiamo partecipato all'Accademia Internazionale Il Convivio e lì abbiamo vinto il primo premio del premio speciale Il Convivio 2013. Ritireremo il premio giorno 27 di ottobre e là i giurati sono abbastanza... Dario, ipotizzando che i giurati capiscono di libri, no, ipotizziamo che sì, e non voglio insinuare che tu sia bravo a scrivere. Però questo è un io ti do ragione, ma la giuria è composta da persone anche straniere, francesi, portoghesi, spagnoli. Come fa a giudicare questo libro scritto da me che è scritto... Questa è un'opera teatrale e poi perché probabilmente tu hai di fianco nelle quattro mani due sono le sue e lui insomma è nato per scrivere. Allora, diciamo la verità, lui aveva iniziato a scrivere questa... Allora, cominciamo dall'inizio, la scuola di teatro che ho io, dovevamo mettere in scena una commedia teatrale, non sono riuscito a trovare un copione adatto per tutti questi personaggi della scuola di teatro e allora ho detto a Billeci, visto che tu sei scrittore, lui poi è anche un allievo della mia scuola di teatro, dico pensaci tu, scrivela tu una commedia per adattarla a tutti noi della scuola, e ha scritto la commedia. Mi raccomando Billeci, è una cosa bella allegra, comica, non mi fece morire a tutti alla fine della commedia, il personaggio principale è morto, un'altra in galera, mi ha rovinato completamente. La vedremo o no? Sì, la vedremo. Allora io cosa ho fatto? Per cortesia, grande scrittore, dalla musa triste e mortuaria. Mettiti da parte, per cortesia ci penso io. E così, lui però scriveva, io dettavo ma lui scriveva, quindi l'abbiamo fatto insieme questo libro. Ogni gruppo vene o pettene, dico, questa commedia la porterete in scena quando, se c'è la possibilità? Sì, e la porteremo in scena, ora a novembre iniziano di nuovo le prove e poi non lo so, lui il maestro è lui. Quindi... Sì, il maestro sono io, quindi quando saremo pronti la porteremo in scena, però sono sotto shock di questa vittoria. Io questa cosa non ci credo, ma sicuro non è che mi prendi in giro. Acquistare il libro le persone. Ah no, non acquistate il libro, non l'acquistate, il libro non l'acquistate perché poi leggono il libro e quindi... E non venite alla commedia, non acquistate il libro, tanto di spesa su dito, non l'acquistate. Ma poi scusa.